La primavera se arriva e il prassega colora, tutti andiamo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto in grumà. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viser tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone mega aiutato, ma la deracca in del bosco la mega bloccata. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi son scampato. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viser tutto quel che ne lascia. Un bel mazzetto con ingrumà, verso casa sono andato e mi fermo un tipo e mi domanda lo sopra. Che domando costi vol, lui mi dice a bioi, sempre più amara se sta mia sparuga. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viser tutto quel che ne lascia. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viser tutto quel che ne lascia.
Mandi e benvenuti a Tacons. Ciao, benvenuti a Tacons, su Poste di Vero Friulano. Il friulano è una lingua molto gioviale, che si addice ai momenti conviviali. Per dire no grazie, non ho più sete, in friulano si dice bon, ma cassetti le ultime. Ca, sedi le ultime. Bon, ma cassedi le ultime. Per dire Giovanni ha un problema con l'alcol. In friulano si dice al bev come ne gorne, come une gorne, al bev come une gorne. Per dire no grazie, non ho fame. In friulano si dice usgnot o ceni te tace, o ceni te tace, usgnot o ceni te tace. Festeggia meglio, parla friulano. Mi raccomandi. Te me vite o hai scugnuto affrontare un evore di casa. A volte imberdeas, a volte impestas. Come quel dall'om di puri, che la copazzo agne par nostra vece fa. O quel dal plevan di Malborchet, che la passà 3D stagliet con la massarie. E par non la sale plene, gli ha spaccat il fil da schene. Con la manaria. Ma nessun caso mi ha fatto sbalinare come quel di Meagne. Meagne, un picciul paradis de culinar, famos pes cicognes, inis des cicognes. E ispis des cicognes. La scuola di Meagne, un look popolat di students diligents, professors motivats, bidei iperattius. Ma come cal diseve puer nestre signor, ognun ha l'ala socrus. La cruz di Meagne ha el gusto, il pies bulo de colinar. Mi clami Gusto, ho ai 40 anys e ho fas lettiarce. Dicesti tu, tecnica, agrari? Elementar. Ho fatto cutuar di svoltis le prime e 25 voltis le seconde. No, tu sei proprio quel che si dice un frue libris. Po sicur, ma ho sempre deciduto io di farmi bocciare. E perché? Quando ho fatto le mie prime, dal 77, malvisi perché calere l'an dal terremoto. O eri il più piccolo de scuole e due mi bulizzavi, Steches, Lopez e Jukebox. In che di sorribi ho ideato un plan per svendicarmi. C'è plan? Mi sono fatto fin quando sono diventato il più boccon de scuole e come io sto facendo paiare tutte. Geniale! Ma così tu ti chiappi con dei innocenzi, i tuoi compagni di classe non sono più che ti hanno bullizzato. No, e sono i loro figli. La mia passione per la fotografia è iniziata nel 1967, quando ho acquistato la mia prima macchina fotografica, che allora era una Biotica di una certa qualità. Ho comprato anche tutto il materiale necessario per allestire una camera oscura e quindi sviluppare e stampare le mie fotografie. Alcuni anni dopo ho cominciato a interessarmi anche ai filmati
Ho cominciato, come tutti quelli della mia età, con una cinepresa Super 8. Poi, mano a mano che la tecnologia si evolveva, ho acquistato una telecamera VHS, poi una con i nastri mini DV e infine una telecamera digitale. Nel 2016 però ho deciso di mettere tutto nel cassetto e di continuare questa mia passione utilizzando esclusivamente il mio iPhone, e ultimamente ho cooperato anche un Osmo Pocket e un drone della DJI, il famoso Mavic Mini. Come mai un drone? Alcuni anni fa ho visto i primi filmati fatti in Friuli con il drone da Fabio Papalettera e sono rimasto molto colpito dalla qualità del suo lavoro. Oggi quindi voglio presentarvi l'ultimo video che ha fatto e che mostra in modo magistrale, secondo me, il sorvolo sugli angoli più belli del Friuli. Uno degli obiettivi che mi pongo con il mio canale è andare di persona in questi luoghi e vederli assieme a voi più nel dettaglio, e quindi in volo ma anche a terra. Ora però vi consiglio di guardare il video che vi indico in basso a destra, e se non siete iscritti al mio canale lo potete fare cliccando qui sopra. Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena. E quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! On your face
Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi. Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marsano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante. Eccoci qua, siamo nel Mulino di Basandella, è il centro visite che in questo momento sta andando in voga in tutta la regione, un centro visite veramente fatto bene. Allora, caro sindaco Erika Furlani, Campoformido, affiora l'occhiello questo. E qua dobbiamo ringraziare il vice sindaco Cristiano Che dopo Romanini, sentiremo. che si è dedicato veramente tantissimo per questo mulino, perché quando nel 2019 abbiamo vinto le elezioni, siamo arrivati noi a Campoformido, veniva utilizzato solo saltuariamente per qualche presentazione, per qualche evento sporadico. Abbiamo pensato, lui in particolare ha pensato come fare per rivitalizzare questa struttura, che era una struttura favolosa, perché come avete visto dalle immagini, Fate già degli investimenti, avete fatto ulteriori investimenti? Abbiamo fatto ulteriori investimenti, sì, perché c'erano delle cose da sistemare e comunque tutto l'arredamento che avete visto è stato comprato di nuovo da questa amministrazione. Quindi attualmente è un mulino che ha avuto fino ad ora, aperto a maggio, 1600 visite, quindi un record, insomma, non molto, abbiamo dei molto parametri, importante. nel senso che non possiamo dire sono tantissime, sono poche, perché non era mai stato aperto. Però sta creando molto interesse, questo è innegabile, insomma, La cosa sindaco. che mi fa più piacere è quella delle visite delle scolaresche, perché sono venuti anche da Udine, è comodo perché con l'autobus numero 3 possono arrivare qui a Basaldella, e quindi possono venire anche da Udine, e alcune scolaresche sono venute proprio a visitare questo mulino. Secondo me i ragazzi è giusto che sappiano com'era
il lavoro, quindi la macinatura della farina, tutte queste attività, che vedano cosa sono i prati stabili, perché noi abbiamo un piano dedicato ai prati stabili e ne abbiamo tantissimi noi a Campoformido, e che sappiano anche, lo sanno già perché le api sono importantissime, ma ovviamente che abbiano la possibilità di vedere dal vivo quello che le api fanno e col loro lavoro. Bene, grazie. Adesso cerchiamo il vice sindaco Cristian Romanini, che è un po' il deus ex machina di questa idea. Sì. Bene, grazie sindaco. Allora, Cristian Romanini, vice sindaco di Campoformido, e mi pare molto attivo sul tema del Mulino di Basandella, anche in altri temi perché io ti seguo, però il Mulino di Basandella diciamo che è una creatura che tu hai voluto, perché il sindaco ci ha detto così. Investimenti importanti, ma anche soddisfazioni importanti. Sì, a onor del vero è stato il risultato di una sinergia che vede diversi enti e soggetti coinvolti, dai professionisti al personale dell'ufficio, ai colleghi di giunta, di consiglio. Che hanno collaborato tutti, ecco, in sì, sostanza. sì. Sì. La forza sta proprio nell'aver bussato a diverse porte e aver ottenuto l'appoggio dalla Regione, dal Museo Friulano di Storia Naturale, il Consorzio degli Apicoltori, anche Promotorismo FVG, Cultura Nuova, il progetto integrato dei 4 comuni, l'Università degli Studi di Udine. È subito parso interessante un po' a tutti, perché questo è il problema, no? Che è stato superato immediatamente, perché la chiave secondo me è aver voluto valorizzare un patrimonio storico della comunità, restituendolo vivo alla comunità stessa, in modo da valorizzare un sito come quello del Mulino in Basaldella, che ha rappresentato nei secoli ecco, qui un punto di riferimento. Qui sono 3 piani, no? Sì. Allora descrivici in maniera molto veloce ma comunque completa, come sai fare tu. 3 sono i piani, 3 sono i temi. Entrando si vede il mulino restaurato è attivo perché è funzionante, potrebbe anche fare farina, ma è una scelta, lo attiviamo solo a scopo dimostrativo. Sì. Poi sempre al primo piano parliamo ovviamente delle acque, la roggia di Udine, il Como e ovviamente il parco. Al primo piano abbiamo il cuore del mulino e dell'edificio, e quindi il cuore del progetto, perché questa idea di centro visite nasce per la valorizzazione del prato stabile. All'ultimo piano, dove siamo adesso, abbiamo voluto dedicare al tema del comune amico delle api questa sala, che viene utilizzata anche come aula didattica, aula conferenze, dove abbiamo presentato dei libri, fatto degli show cooking e intendiamo continuare ad ospitare altri eventi. Ecco, questo è un luogo aperto a tutti, alle scolaresche, ma potrebbe essere aperto anche, non so, alle università della terza età, oppure anche ai curiosi, ai gruppi organizzati che cercano di capire che cosa succede adesso, per esempio sulle api, ma capire anche la storia del mulino. Insomma, un punto storico ambientale che secondo me avrà molto futuro. Il visitatore può scegliere di fare il percorso in autonomia, utilizzando i touchscreen e fruendo dei contenuti multimediali, anche la pannellatura illustrativa che ci è stata donata dal Consorzio degli Apicoltori. Ma abbiamo voluto investire anche sul fattore umano, affidando la gestione a 3 guide che si alternano, Laura Fagioli, Pierino Picco e Susanna Bernardis, che accolgono i visitatori sabato e domenica durante l'orario di apertura, 10, 12, 15, 18 ogni settimana, oppure su appuntamento gruppi organizzati e scolareschi possono prenotare sempre gratuitamente una visita infrasettimanale dedicata. Insomma, la comodità è garantita, questo è. Allora, il prossimo evento, per chiudere l'intervento, stiamo programmando, le ultime sono state delle presentazioni letterarie, stiamo organizzando una conferenza sempre a tema ambientale. Non svelo perché stiamo in questo. Vabbè, comunque insomma l'attività è sempre piena, e quindi quando uno arriva qui sa la continuità e comunque si trova, come si dice in Furlan, un buon sta. Questo è il nostro auspicio, perché riteniamo che questo luogo debba continuare a vivere. Oh, grazie Cristian e alla prossima. Grazie a voi.
Ciao.